I locali del Vergati Sarmeola, in divisa rossonera, guidati da Leandro Falcini e dal secondo Matteo Bivi, giocano con Filippo Strenghetto alzatore, Pippo Maniero opposto, il capitano Marco Tasca e Max Viero schiacciatori, Federico Ursic e Gabriele Pavan centrali, Matteo Randon libero. Gli ospiti del Mestrino Astra, in tenuta bianco-verde, allenati da Luca Zanon e Nicola Baldon, schierano l'alzatore Emiliano Bosetti, l'opposto Filippo Fusaro, il capitano Mauro Marcato e Stefano Giannotti schiacciatori, i centrali Marino Zuin ed Eugenio Tassan, il libero Luca Artuso. Il Sarmeola parte bene in attacco, avvantaggiandosi sul 4-1, facilitato da alcuni errori del Mestrino, che però rinviene in virtù dell'ottimo lavoro di muro e difesa e dei potenti contrattacchi dell'opposto Filippo Fusaro. Pippo Maniero fa gli straordinari in attacco, mettendo a segno anche 2 ace consecutivi, ma la ricezione rossonera va nel pallone. Il muro di Bosetti sbarra la via a Max Viero e gli ospiti conservano un margine minimo di 4 punti, aggiudicandosi il primo set per 25-17 con lo splendido attacco al centro di Marino Zuin. Decisamente spettacolari le battute iniziali della ripresa, coi sestetti costantemente punto a punto, sostenuti dalle potenti conclusioni di Fusaro, Giannotti e Tassan per il Mestrino, di Maniero e Ursic per il Sarmeola. I rossoneri crescono in tutti i fondamentali, riuscendo a contrastare meglio gli attacchi avversari. Tuttavia sul 10 pari il muro bianco-verde torna protagonista, fermando Maniero. L'ottimo Giannotti colpisce da posto 4, poi una conclusione errata di Maniero manda gli ospiti sul 14-10. I ragazzi di Falcini perdono smalto in attacco, Tasca sbaglia, non così Giannotti che proietta i biancoverdi sul 17-11. Il Sarmeola forza il servizio ma la rimonta non scatta, Viero e Tasca si eclissano, anche Maniero fallisce un attacco, così per il Mestrino risulta agevole mantenere il vantaggio e chiudere sul 25-20 la seconda frazione con la schiacciata vincente di Stefano Giannotti. Coach Falcini dà fiducia alla banda Fabio Tomasello, che subentra a Max Viero. I ragazzi di casa ripartono con rinnovata grinta, andando più volte a segno sul primo tempo con Ursic. Il neoentrato Tomasello dà un buon apporto in battuta. Il muro rossonero blocca Fusaro e Marcato, producendo il break che spinge i locali sul 12-9. Gli ospiti possono contare sulle efficaci finalizzazioni di Capitan Marcato e sulle intelligenti intuizioni dell'alzatore Emiliano Bosetti, ottimo per precisione, lucidità e sagacia tattica. Il Sarmeola tuttavia risponde colpo su colpo con le conclusioni vincenti di Marco Tasca e le bordate micidiali di Maniero, portandosi avanti di 4 punti al secondo time-out tecnico. Muro in parallela, Marco, palla sul Marcato, muoviamo sulla spina a chiudere, altri sul Marcato a chiudere. Tu lo stesso dove sei figli, adesso hai uno davanti a Giannetti. Quando sei davanti ai Giannetti adesso con le rotazioni, parti bianco e murato. Un passaggio a vuoto in ricezione dei locali avvicina il Mestrino sul 17-15, ma Tomasello sale in cattedra colpendo col mani fuori e con 2 splendidi ace su servizio in salto, che riportano a +5 i rossoneri. Finale concitato e appassionante. Gli ospiti annullano 2 palle set ai padroni di casa, sfiorando l'aggancio, ma il potente attacco da seconda linea di Maniero, toccato fuori dal muro bianco-verde, pone fine al terzo parziale, vinto dal Vergati Sarmeola per 25-23. Il buon esito del terzo set carica i rossoneri di Falcini, che ripartono a tutta, mettendo alla frusta gli avversari con le conclusioni del valido Tomasello e le paurose sassate di Pippo Maniero. Fusaro non riesce più a passare in attacco ed è sostituito da Daniele Zanon. La prima metà della quarta frazione è dominata dal Vergati Sarmeola, che allunga rapidamente sul 12-6, sfruttando le difficoltà della ricezione bianco-verde, ma gli atleti di coach Zanon dimostrano unità e combattività da squadra leader e invertono il trend grazie all'ottimo lavoro del sistema muro-difesa e ai contrattacchi vincenti di Stefano Giannotti e Daniele Zanon. Gli ospiti rientrano sul 16-16, i locali stringono i denti e colpiscono con Maniero e Ursic, restando in partita fino al 20 pari, ma l'incerta ricezione del Sarmeola spiana la strada al Mestrino. Giannotti inchioda a terra una potente schiacciata sulla parallela, l'attacco rossonero svanisce e l'errore di Maniero manda in archivio il derby padovano, fissando sul 25-20 il finale del quarto e ultimo set.
rimane un po' il rammarico per non riuscire essere riusciti a portarla al tie break, magari un punticino ci poteva stare, ecco. Adesso niente, dobbiamo cancellare questo periodo così perché noi veniamo da 2 sconfitte consecutive e da sabato prossimo dobbiamo assolutamente ripartire e conquistare più punti possibili per mantenere il terzo posto per i playoff. Purtroppo questa sera abbiamo fatto una partita che poteva andare meglio e ci credevamo un po' all'inizio del quarto set, purtroppo loro hanno giocato meglio, sono stati più bravi, sono andate bene più cose e la pallavolo è così. Purtroppo abbiamo perso, adesso speriamo di fare delle belle partite fino a fine anno e di chiudere la stagione nel miglior modo. Purtroppo non sono felice, il derby è andato comunque alla squadra più forte. Sicuramente il Mestrino ha dimostrato di essere prima in classifica e di aver vinto tutte le partite a onore del merito. Nulla da eccepire, ci hanno sovrastato in tutti i fondamentali, bravi dalla battuta, bravi nel credersi, bravi nel continuare a combattere su tutti i palloni. Noi li abbiamo subiti tecnicamente e anche psicologicamente, quindi non c'è altro da aggiungere, onore assolutamente alla squadra e la squadra più forte in campo è quella che ha vinto. Io rappresento la Vergatti Ascensori che ha sede a Rubano, noi sponsorizziamo da oltre 10 anni questa squadra di pallavolo. Crediamo molto nello sport della pallavolo come uno sport ancora puro in cui gli spettatori possono venire tranquillamente a vedere la partita e oggi ne è stata una dimostrazione. E facciamo i complimenti comunque a tutti i nostri dirigenti, all'allenatore per comunque la dedizione che danno sempre a questo sport.